E scontro tra governo e regioni sulla fase 2 e la Calabria è in prima fila perché ha disposto da oggi 30 aprile la riapertura di bar e ristoranti con tavoli all'aperto. Pronta la risposta dal governo che diffida l'ordinanza della regione Calabria che va in direzione contraria al decreto sul lockdown in vigore fino al 3 maggio, poiché, ha dichiarato il presidente della regione Calabria, Iole Santelli, in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la regione ponga il loro fiducia. Sapranno dimostrare buonsenso nel gestire nuovi spazi di apertura che la regione ha deciso di consentire anche oltre il dettato del governo. In Calabria da oggi quindi sono aperti bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto. Si tratta di un passo molto importante che il Presidente del Consiglio Conte non condivide e con lui tutto il governo. Ma ci sono i primi movimenti di insofferenza in ogni parte d'Italia e nella regione Sicilia. Anche il Presidente Musumeci e di adottare le misure che risultino compatibili con la situazione epidemica locale. Il 4 maggio, per l'inizio della fase 2, si avvicina. In Sicilia non ci sono grandi fabbriche, ma una diffusa presenza di piccole e medie imprese nel commercio, nel turismo, nell'artigianato e nei servizi. Per cui metterle in condizione di lavorare nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza, ha dichiarato Musumeci, è un dovere del governo nazionale. Ma come si appresta a vivere Agrigento alla festa del 1° maggio? Nel segno dell'austerità e delle regole imposte dal governo nazionale. È stato deciso di comune accordo in modalità telematica e in occasione di una riunione tecnica di coordinamento tra il nuovo prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, e il questore, dottoressa Maria Rosa Iraci, la pianificazione del dispositivo di controllo del territorio per garantire in occasione del 1° maggio il rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio epidemiologico. Per questo motivo è previsto un grande dispiegamento di forze dell'ordine che vigileranno sul territorio con l'ausilio di pattuglie, droni ed elicotteri. Si temono fughe in massa verso le zone di mare, campagna e montagna. Scenderanno in campo polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani, agenti forestali, polizia provinciale e persino la guardia costiera. Sarà una provincia di Agrigento blindata al massimo. Chi sbaglia e non darà giustificazioni sugli spostamenti andrà incontro ad una multa salata pari a 533 euro. Tra le iniziative annullate spiccano il tradizionale 1° maggio di Raffadali, dove erano in programma concerti e comizi di piazza, poi il Giovani in Festa e chiaramente le scampagnate fuori porta. Infine, dal 1° e sino al prossimo 3 maggio verranno chiusi tutti i varchi d'ingresso ed uscita dal capoluogo.